You ass. Come here, ass. Fuck. Cioè, quando non sai che dire, no? È meglio che te stai zitto. Ogni tanto annuisci, così non si capisce quel baratro, no? Quel buio che hai dentro. No? Io tante volte, no, sto zitto e già ho fatto tanto. Perché le parole possono essere infami. Voi perché litigate? Perché usate le parole. Cioè, avete mai litigato stando zitti? No? La vita non è altro le parole che usiamo per raccontarla. Io sono, il mio lavoro, oggi parto, scopo poco. E se sbagliamo le parole, sbagliamo vita e ci incasiniamo. E finiamo per dire ti odio a chi ti ama o grazie a chi ti sfrutta. È un po' come andare a trance, no? Tu sei convinto di andare a trombare e torni a casa con il culo rotto. Ma sul serio? E in questa ricerca delle parole noi purtroppo stiamo diventando analfabeti, siamo shoppingari, cioè pochi vocaboli, poca vita. E la parola cazzo, anche ripetuta più volte al giorno, cioè non è sufficiente a descrivere tutti i nostri stati d'animo. E che cazzo? Ci vorrebbe un miracolo. Perché il miracolo è l'azione che ci ha fatto credere alla religione, perché solo sulla parola non avremmo mai creduto alla religione. Pensate al best seller del fantasy, Gesù che cammina sull'acqua. Cioè, Matteo, l'evangelista, attacca così. Subito dopo, Gesù chiamò gli apostoli e gli ordinò di precederlo sull'altra sponda. Allora, subito dopo che? Subito dopo che? Qui è un sequel? Allora, subito dopo la performance di Gesù che moltiplicando 2 pesci e 5 pani sfamò 5.000 persone. Altro che Masterchef. A un certo punto Gesù dice, chiama gli apostoli, gli dice guarda, qui i clienti sono tutti molto contenti, li voglio salutare personalmente, voi prendete la barca ora e andate direzione Cafarnao, dall'altra sponda io poi vi raggiungo. Allora Pietro timidamente dice, ma maestro, ma perché parti adesso di sera? Lo dice anche l'ANAS, viaggiare informati. È meglio che partiamo domani mattina tutti assieme con la luce. Allora Gesù, Pietro, in verità ti dico. Cioè, sapete quando lui stava impicciato che voleva ammischiarla? La voleva ammischiare qualcuno, gli appoggiava. In verità ti dico, ve ne dovete andare. Gli apostoli obbediscono, vanno e lui comincia a salutare tutti quanti, ma all'epoca non c'erano i maxi schermi, quindi a uno si fece notte. Si fece notte e lui dice, vabbè, adesso è notte, che faccio? Raggiungo gli apostoli? Dice, vabbè, io so figlio di Dio, ma mica so scemo. Sono stanco, vado a pregare. Dove? In montagna. E lui pregava praticamente così, si sdraiava e cominciava, papà mio che sei nei cieli, e partiva. Intanto gli apostoli stavano sulla barca in mezzo al mare, perché lui l'aveva detto andate, e arriva la tempesta. Arriva una tempesta, vento, schizzi, onde, pioggia, burrasca, e tutti quanti si cominciano a fomentare verso Pietro. Dice, Pietro, però tu quando parli con Gesù sii più incisivo, cazzo, no? Cioè, digli, partiamo tutti assieme domani mattina. Non è che... E intanto, vento, schizzi, burrasca, loro, gli apostoli, non bestemmiavano solo perché ancora non era chiaro come si doveva fare. Non era chiara la procedura che avallava la bestemmia ancora.